Buonasera. Il sindaco di Novellara, un comune in provincia di Reggio Emilia, ha ordinato su denuncia della capogruppo in consiglio comunale del PDL, Cristina Fantinati, di togliere dai balconi di alcune abitazioni private del comune degli striscioni che invitavano i cittadini a votare al referendum di giugno contro la privatizzazione della gestione dell'acqua. L'ordinanza è scaturita da una circolare del Ministero dell'Interno di 31 anni fa e che, facendo riferimento a una legge del 1956, vieta l'esposizione di pubblicità, in questo caso per la campagna referendaria, in luoghi non consentiti dalle norme elettorali. E così il sindaco ha spedito la polizia municipale a toglierli. E questo è giusto. Se c'è una legge che vieta questa pubblicità, è doveroso rispettarla sempre. Ora però mi piacerebbe chiedere al rappresentante della PDL di Novellara, estesa naturalmente anche agli esponenti locali del PDL, se sono d'accordo con me su un'altra norma tuttora in vigore. Mi riferisco alla legge 361 del 1957, in cui è prevista l'ineleggibilità di coloro che sono concessionari pubblici. Orbene, se la legge venisse applicata, Berlusconi avrebbe dovuto già nel 1994, quando scese in campo, scegliere tra le sue TV che operano con concessioni pubbliche o la politica. Eppure dal 1994 il sultano di Arcore è ancora lì, capo del governo e padrone di Mediaset. E grazie al suo potere politico anche della RAI. Cosa ne pensa di tutto questo la capogruppo del PDL del Consiglio Comunale di Novellara e i Berluscones locale? A me pare che la legge vada rispettata sempre, mai a intermittenza, per cui secondo la legge Berlusconi è un abusivo in politica da sempre. E ora cambio argomento. Dopo il clamoroso exploit al G8 in Francia del nostro Presidente del Consiglio, molti ormai sono convinti che Berlusconi sia un problema sanitario. L'agguato che ha atteso a Obama è indicativo. Abbiamo visto il filmato in cui Berlusconi, in preda a chissà quale raptus, ha atteso fremente in piedi dietro la sua sedia l'arrivo nel tavolo dei lavori del Presidente USA. E dopo aver ordinato ad un operatore di riprendere la scena, si è avvicinato a Obama e l'ha investito di un problema che sicuramente il presidente americano non poteva capire. Il capo del governo italiano si lamentava della nostra giustizia, della nostra magistratura, facendo spazientire vistosamente sia la Merkel che Sarkozy, in attesa. Insomma, una figuraccia in mondovisione. Tutte le persone che non hanno portato il cervello all'ammasso si sono vergognate per questo comportamento. L'opposizione politica ha gridato allo scandalo. Eppure nessuno, dico nessuno, dei maggiorenti del PDL ha dichiarato di sentirsi imbarazzato da questo comportamento. Il sultano di Arcore non gliel'avrebbe perdonato. Chi tocca il capo muore. È l'ennesima prova che il popolo delle libertà è libero di dire e fare solo quello che gli viene permesso dal loro boss. È la prova provata che il PDL è una caserma, altro che popolo delle libertà. Arrivederci, a mercoledì prossimo.